Ciao, in Friuli è tornato il caldo e non c'è niente di meglio che rifugiarsi in un luogo che è naturalmente fresco, ovvero le grotte di Pradis. Non siamo nemmeno troppo lontano dalla pianura, mezz'oretta da casa mia, poco più o meno un'ora da Pordenone, mettiamola così. In descrizione vi lascio il link al sito ufficiale dove controllare i prezzi, che ad oggi il biglietto intero costa 6 euro, ma soprattutto gli orari di apertura. In linea di massima, per avere un po' di informazioni, vi dico che sono chiuse d'inverno. Per buona parte della stagione sono aperte sabato, domenica e festivi, soltanto nei mesi centrali tra luglio, agosto e parte di settembre sono visitabili tutti i giorni, ma sempre meglio controllare. Le grotte di Pradis sono un complesso di cavità carsiche, frutto dell'azione di dissoluzione della roccia calcarea ad opera dell'acqua, principalmente quella piovana, a cui si associa in realtà un orrido creato dall'azione erosiva del torrente Cosa nel corso appunto di molti millenni. Proprio per questo sono tuttora in continua evoluzione e trasformazione. I percorsi sono due: il primo è un anello da fare in senso orario sopra l'orrido, mentre il secondo è costituito da una scalinata che scende nella forra e permette di esplorarla. La bellezza di questi luoghi fu colta già nel 1921 da Don Giacomo Bianchini, parroco di Pradis, a cui è intitolato l'orrido, ma la loro valorizzazione arriva grazie a Don Terziano Cattaruzza, che nel 65 inaugura la Grotta della Madonna, mentre nel 69 si completa quella che è la discesa all'orrido e anche l'esplorazione delle caverne. La Grotta della Madonna, dove ci troviamo adesso, è unica nel suo genere, può contenere fino a 1000 persone e ospita quella che è la statua realizzata dallo scultore Costantini di Assisi, conosciuta come Madonnina delle Grotte. Se volete vederla in una veste particolare, ogni anno il 24 dicembre qui viene celebrata la Messa di Natale. Il percorso poi, il primo, quello ad anello, prosegue appunto e consente di apprezzare da una prospettiva privilegiata la potenza dell'acqua del torrente Cosa, che ha creato un ambiente unico per la sua bellezza. Scendendo i 207 gradini che costituiscono la prima parte del secondo percorso, possiamo ammirare la coreografica cascata del Rio Molat che si getta nel torrente Cosa e uno scenografico arco di pietra. La cascata dovrebbe essere un pochino più impetuosa, diciamo così, ma ovviamente sono stupita, nonostante il secco, che ci sia acqua. Potremo poi addentrarci nel canyon ed esplorare quelle che sono le caverne come degli uomini preistorici. E non lo dico a caso, perché oltre alle bellezze geologiche, le grotte sono conosciute come un importante sito archeologico. Le caverne infatti sono state frequentate fin dal Paleolitico. A testimonianza di ciò sono stati trovati vari reperti che sono esposti sia al Museo della Grotta, che è in paese, poco più avanti rispetto all'ingresso delle grotte, che al Museo Archeologico a Torre di Pordenone. Vi lascio due consigli finali: scarpe da trekking obbligatorie, perché il percorso, soprattutto la parte delle grotte, può essere scivolosa, e per le giornate quelle un pochino più umide, non è questo il caso, anche un kiwi per l'umidità, anche per la grotta, potrebbe esservi utile. Prima di lasciare il fresco mi sono accaparrata un tavolino, così mi mangio il mio bel panino, finisco l'acqua e poi faccio il refill, visto che c'è anche una comoda fontanella. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel like, e se hai qualche consiglio riguardo questo sito, lascialo in un commento qui sotto.
Se stai guardando il video da smartphone o da tablet, ti ricordo che puoi dargli un po' di hype per farmi conoscere a più persone. Per non perderti i prossimi video, iscriverti al canale e attiva anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video. Se invece vuoi sostenermi in maniera un pochino più concreta, puoi lasciare una donazione a tua scelta cliccando qua sotto il tasto grazie e sempre qua sotto c'è anche il tasto abbonati e puoi abbonarti appunto al canale a meno di un caffè al mese e riceverai alcuni benefit come l'accesso anticipato ai miei video. Senza aspettare il venerdì alle 18, appena lo carico sarà subito disponibile per te il video nuovo della settimana. In descrizione, oltre al link al sito ufficiale delle Grotte di Pradis, trovi link agli altri miei social dove trovi contenuti creati ad hoc. Non mi resta che darti appuntamento a settimana prossima con un nuovo video e ti dico come al solito, have a nice life!